sacco di soldi da utilizzare per comprare questa macchina. Mezzo milione di euro per la questione tirato fuori. La fanno gli americani e serve a silenziare e studiare il genoma di qualsiasi essere vivente, uomo compreso naturalmente. Togliamo il sangue, si preparano le cellule che contengono il DNA e si estrae il DNA. E che cosa ottengo io? Ottengo 8 giga di sequenza di files che contengono la frequenza ordinata del suo DNA. Tutte le informazioni che Tutte le informazioni che riguardano il suo DNA. Poi bisogna capirle, questo è un altro discorso. per esempio, se sono malato si vede? Si vede se lei ha una malattia genetica, certamente. Poi Ceruti ha tirato fuori un altro $500.000 per costruire attorno alla macchina un vero e proprio laboratorio scientifico. Vedete, ci entriamo dentro proprio mentre lo stanno allestendo. L'ha chiamato Genomia questo nuovo progetto e per portarlo